raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini. I benvenuti di rito a tutti voi, grazie per essere così numerosi e per essere così pazienti. D'altra parte l'Italia annovera oltre 1200 chilometri di arco alpino, 8300 chilometri di costa, e quindi aver scelto Bibbione per celebrare il raggruppamento ha ben donde le sue piccole problematiche.
cosa che supereremo abbondantemente oggi, in particolare questa sera, quando le bellissime e prestigiose fanfare che hanno già dato inizio ai loro caroselli, i cori numerosi faranno i loro concerti nelle piazze, nei luoghi di assembramento. Questa sera ci sarà modo di vivere una notte verde tutta dedicata agli alpini del Veneto, del Friuli, della Venezia Giulia, delle province di Trento e di Bolzano. Lo schieramento vede i vessilli delle sezioni del terzo raggruppamento, numerosissime le fiamme dei nostri gruppi, le bandiere delle associazioni dei combattenti e dei reduci, il vessillo degli alpini paracadutisti, il vessillo della prestigiosa Arma Damar, i nostri fanti Damar, gli uomini del reggimento San Marco, a ricordarci che qua siamo a quota zero. Su tutti spiccano i bagliori che lanciano in questo aereo sereno le 216 medaglie che costituiscono il patrimonio storico e morale dell'Associazione Nazionale Alpini, con il suo straordinario labaro nazionale. Non può mancare il gonfalone del comune di San Michele al Tagliamento, a cui siamo amministrativamente legati, decorato anch'esso di medaglia d'oro al merito civile. Ci ricorda i sacrifici di questa terra e di questo fiume durante il primo e il secondo conflitto mondiale. Duramente e aspramente combattuta fu la prima guerra mondiale, con la ritirata di Caporetto, che rase al suolo le comunità di Latisana e quelle di Cignori, e ancora duramente, aspramente furono le vicende che toccarono la società di questi comuni a ridosso del tagliamento, allorquando nel marzo del 1944 i bombardieri americani e inglesi distruggevano completamente i ponti sul fiume e con essi anche i borghi viciniori. Iniziamo la nostra cerimonia assumendo un contegno rispettoso e alla musica d'ordinanza rendiamo onore al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal Presidente nazionale Sebastiano Favero e da buona parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A posto!
sezione di Venezia, la sezione che ha quest'anno e in questo momento l'orgoglio e l'onore di organizzare il raduno del terzo raggruppamento. Sezione di Venezia decorata con 6 medaglie d'oro, decorata con le benemerenze alla patria di tanti meritevoli. Sezione di Venezia giustamente chiamata anche la sezione quota zero. Quota zero non per uno scherno, ma semplicemente per esaltarne ancora i valori, la storia, lo spirito di sacrificio e la forte appartenenza al mondo della montagna. Oltre 100 anni ha la sezione del CAI, del Club Alpino Italiano, che dimora nella città di Venezia, e altrettanti ne ha il vessillo della nostra associazione veneziana. Gli alpini veneziani radicatissimi sui monti, sulle Alpi, sul patrimonio storico e umano del nostro Cadore, oggi hanno l'onore e il privilegio di accogliere le tante sezioni, le 28 sezioni del nord-est. Con noi anche il vessillo della sezione Germania, a ricordarci i veci, quelli della seconda naia, quelli che hanno dato tutto e sono andati all'estero a trovare il loro pane. Gloria e onore anche a loro. Si caratterizza per una staffetta storica partita ieri mattina dal Passo della Mauria, sotto le montagne del Cridola, sotto gli spalti di Toro, in quei luoghi straordinari dove l'Rosadia colora le nostre Dolomiti. Sono partiti ieri mattina e attraversando i territori della Carnia, attraversando i territori del centro Friuli, attraversando i luoghi cari alla sezione di Udine, a quella di Pordenone, hanno raggiunto le località del mare, hanno raggiunto la foce del Tagliamento, per ricordarci quanto questo fiume sia legato alla storia d'Italia. Non solo l'Isonzo, non solo il Piave, non solo la Brenta, non solo questi fiumi, anche il Tagliamento ha conosciuto in questi ultimi 120 anni, anzi oltre 150 con il suo legame alla storia del Risorgimento italiano, ha conosciuto la gloria e la forza delle sue genti e lo spirito indomito dei friulani. Fa il suo ingresso la staffetta che in questi 2 giorni ha percorso ha voluto ricordarsi che l'acqua scende dal monte al mare. Il Passo della Mauria non si fece passare rispettando quel motto che ti appartiene: di qui non si passa, e per gli alpini non esiste l'impossibile. Un impossibile che oggi vogliamo suggellare qua in Piazzale Zenit, di fronte al vessillo dell'Europa e allo stendardo nazionale, il nostro tricolore, la nostra bandiera. Invito tutti all'unisono a cantare insieme la canzone degli italiani.
si alza il clima di questo nostro raduno e non può mancare il saluto ufficiale del sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto. Questa bellissima Bibbione, città che ha oltre 50 anni di storia legata al mare e all'ospitalità, ci sta offrendo. Un benvenuto da parte mia e di tutta l'amministrazione e anche delle categorie presenti, degli uffici presenti, delle forze dell'ordine presenti, a tutti voi per aver scelto Bibbione, per aver scelto di svolgere il vostro raduno Triveneto qui oggi a Bibbione. È per noi un motivo di grande trepidazione, di grande emozione e speriamo di essere all'altezza di questo compito in funzione anche della ospitalità che vogliamo riservarvi. Sappiamo che il vostro spirito è quello di garantire sicurezza, di garantire attenzione, di portare avanti valori che in qualche modo si tramandano nel tempo. Noi siamo orgogliosi di questo e soprattutto siamo felici di aver scelto fin da ieri anche le tappe storiche del nostro comune, in qualche modo di averle onorate, completando questo momento di riconoscimento, di ricordo, lanciando una corona nel fiume Tagliamento ai caduti alpini durante le guerre. Un grazie particolare quindi a voi, speriamo che la Bibbione sia all'altezza di questo compito e sicuramente siamo convinti che la vostra simpatia, i vostri valori e la vostra attenzione che ponete per il territorio sarà riconoscibile non solo da noi italiani ma anche dai turisti che in qualche modo in questi giorni hanno chiesto con grande curiosità il motivo di questo evento. Sicuramente sarà un motivo di grande soddisfazione e di grande bellezza anche per loro. Grazie a voi e sarà un weekend. Grazie a tutti. A 3 luoghi fondanti la comunità di San Michele al Tagliamento: Villa Ivancic, già luogo di grande ospitalità per scrittori e rappresentanti delle eccellenze culturali; il Fortino della Guerra Fredda, il grande bunker, l'ultima opera smantellata nel 1992 a protezione del fianco est dell'Alleanza Atlantica, opera dedicata alla difesa del fiume Tagliamento e ai varchi che su esso erano stati realizzati. Ancora il cimitero austro-ungarico dedicato ai caduti di guerra, presente nel comune di San Michele, a ricordarci come la terra friulana sia a pieno titolo uno dei luoghi più ricchi di straordinaria storia d'Italia. Ora, signore e signori, vi invito all'attenzione, alla massima attenzione. I saluti e l'orgoglio di essere a Bibbione, i saluti e l'orgoglio di essere uomo di montagna e anche uomo di mare, perché i valori che collegano l'idealità tra chi vive e chi apprezza non solo la solitudine, ma la bellezza del paesaggio, la religiosità che in esso ci si trova, la forza ed il coraggio di rappresentare un'intera associazione. Signore e signori, il saluto del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Pavero. Grazie veramente di cuore, un saluto al sindaco, ai cittadini di San Michele al Tagliamento, un saluto di cuore veramente a tutti coloro che sono qui, un saluto alle genti venete e con noi alle genti del Friuli e alle genti del Trentino Alto Adige, che oggi con questo Triveneto vogliono essere presenti e dire anche loro che ci siamo sì, perché gli alpini da quota zero su nelle alte montagne sono presenti sempre e comunque. Questa mattina siamo stati alla cerimonia religiosa col vescovo di Pordenone a ricordare e a fare memoria. Lo siamo stati dicendo finalmente la nostra preghiera
dicendo con cuore e con disponibilità ciò che siamo, andando a rendere onore ai nostri caduti, andando a testimoniare e fare memoria, perché questo è l'elemento fondamentale, perché non bisogna e non si deve dimenticare. Chi dimentica, e lo vediamo anche oggi, purtroppo anche in Europa, è destinato a ripetere gli errori del passato. Noi non vogliamo dimenticare. E dall'altro lato devo dire con orgoglio che gli alpini sono sempre pronti, sempre disponibili, capaci di condividere, capaci di essere presenti fino in fondo, e lo sono sempre, e vogliono trasmettere questi valori a chi? Io di fronte a me, ai nostri giovani, perché loro sono il nostro futuro, ma se noi non diamo loro quello che abbiamo capito e abbiamo imparato, se non trasmettiamo loro i nostri valori, beh, allora non c'è futuro. Invece per noi questo futuro c'è, e lo vogliamo testimoniare ancora una volta qui, dopo Vicenza, qui a Bibione, in terra veneta, per dire con forza: viva gli alpini, viva l'Italia! Pensa al Maratta, Presidente, anche quest'anno siamo qui a festeggiare con il nostro terzo raggruppamento, il nostro raduno. Quest'anno è in riva al mare, ma lo accettiamo lo stesso perché noi siamo alpini sia dei monti ma anche di mare, quindi lo accettiamo. Speriamo che sia una bella sfilata, speriamo di incontrare tanta gente, anche conoscenti, che la gente apprezzi il nostro volontariato, che apprezzi quello che siamo. E dobbiamo ricordare tutti che siamo sì un'associazione, ma un'associazione di pace, non di guerra come tanti ci definiscono. Quello della comunità di San Michele di Limenta, con il suo sindaco e la sua rappresentanza nel Consiglio Comunale. Benvenuti, bene arrivati! Bibione palpita, si alza il cuore degli alpini. Ed eccolo, scordato il gonfalone della regione del Veneto. 7 province, 7 bande, un leone marciano con il Vangelo aperto in segno di pace. Il nostro presidente, il dottor Luca Zaia. Benvenuto con noi anche quest'anno. Grazie signor Presidente e grazie alla rappresentanza della Giunta e del Consiglio regionale. Ed eccole qua le comunità che palpitano lungo il tagliamento: San Stino, Cavarzere, La Tisana, Rovolon, la città di Conegliano che oggi riceverà del passaggio della Stecca, il rappresentante della provincia di Treviso. Certo, ci siamo! Le bandiere delle associazioni combattentistiche d'arma, su queste bandiere c'è la storia e la gloria del nostro mondo e della nostra unità nazionale. Scuola Militare Alpina, il battaglione Monte Cervino e i nostri FRA del 117 UC. E poi ragazzi, con il motto Partera e Palmar, la rappresentanza del San Marco. Viva San Marco! Alpini da Ponte, viva San Marco! La rappresentanza dell'Arma dell'Artiglieria, la rappresentanza dell'associazione, la federazione internazionale dei soldati della montagna, e poi non potevano mancare i nostri amici marinai, la bella presenza, ricordiamo l'equipaggio di Nave Alpino, sempre vicino a noi, ricordiamo questi ragazzi che sono il vanto e la forza delle nostre comunità. E ancora l'associazione dei carristi, Ferre Amore, sempre presente, e l'associazione dei bersaglieri che con i loro cappelli piumati animano con la loro presenza lo sfidamento. E ancora un applauso, e fatelo sentire, i ragazzi, gli allievi dei campi scuola dell'Associazione Nazionale Alpini.
campi scuola, l'abbiamo sentito, che sono protesi alla testimonianza dei nostri valori da trasmettere come valori condivisi per i nostri giovani che scelgono di trascorrere il periodo estivo un paio di settimane a contatto con la nostra realtà associativa, condividendone i valori, apprendendone le nozioni, la storia e le tradizioni. Ed ecco fare il suo ingresso all'imbocco di piazza Fontana della fanfara che apre lo schieramento delle rappresentanze d'onore dell'Associazione Nazionale Alpini. Ascoltiamo le note della fanfara con rispetto e con emozione. Benvenuti, benvenuti oggi a Bibbione. Il tamburo maggiore con i suoi gesti ordinati e solenni scandisce l'incenere nel piazzale. Ed è la musica d'ordinanza della fanfara di Pallanova. Ci hanno regalato anche ieri un bellissimo momento, oggi di nuovo replicano, guardate la fierezza del bazziere, ascoltate i tamburi imperiali, cogliete le note del 33, questa è musica ragazzi, una volta si diceva dalle Alpi alle piramidi, pensando e guardando a questo folklore, a questa musica, la rappresentanza in armi dell'8° Reggimento Alpini, fierissimi dei nostri uomini, delle donne, delle Ed ancora le sezioni estere che oggi sono presenti a testimoniare la loro vicinanza con il nostro raduni, e sono le sezioni di Germania, le sezioni di Sydney e le sezioni ancora ospiti nazionali di Cuneo, le sezioni che hanno voluto oggi essere presenti al nostro fianco, le sezioni di Genova, Reggio Emilia, Como, Piacenza e ancora Asti, e i gagliardetti, le fiamme dei lupi che oggi vogliono condividere le emozioni della giornata sfidando alla presenza delle massime autorità su questa viale di piazza Fontana. È il momento di iniziare e allora davvero vogliamo iniziare così, vogliamo iniziare con un brevissimo brano che racconta il senso di questa adunata a Bibbione. Naviga il tempo e le onde dei secoli vanno come gabbiani sul mare, senza ritorno né pace. Si ormeggiano a sera le nubi, ritornano a casa le greggi. Il sole tramonta lontano, lontano sui monti, in attesa del domani del tempo, dell'eterno domani in attesa, guardando il cielo che passa, che splende, che spasima e tace. Con queste parole vogliamo ricordarvi perché siamo arrivati a Bibbione. Vogliamo ricordare il senso di questo infinito azzurro, di questo mare che si perde nel cielo e nell'orizzonte delle nostre montagne. Con la sfilata della protezione civile del 3° raggruppamento vogliamo ricordare qual è il senso oggi del sacrificio alpino. Non c'è emergenza che non abbia visto protagonisti i nostri uomini, non c'è emergenza che non abbia visto protagoniste queste tutte gialle, spirito di sacrificio, spirito di solidarietà, ma non basta,
bisogna avere anche senso della disciplina, bisogna avere preparazione, bisogna avere quella forza d'animo e quella caparbietà per portare il soccorso, per dare agli altri il senso della sicurezza e della rinascita. Eccoli qua, le famose file gialle, i famosi uomini che non si stancano mai, i famosi uomini che in tutte le emergenze, dal 1976, da quel 6 maggio fino ai momenti più recenti, hanno saputo dare la mano, ma dare la mano vera, concreta, forte, la mano che risolve i problemi, non la mano che aggiunge preoccupazioni a preoccupazioni. E con loro anche i rappresentanti della Protezione Civile del Friuli e della Venezia Giulia, le tute blu, anche loro impegnati fortemente nella costruzione dell'oggi e nella proiezione al domani, con le loro specialità, con il soccorso fluviale, con i rocciatori, con coloro che hanno collaborato alle inchieste più scottanti di questi ultimi mesi, con coloro che hanno saputo costruire davvero quel senso di pace e di fratellanza. Vi salutiamo con il grande applauso di questa immensa folla di Bibione. Loro sono gli alpini più a nord, sono quelli che hanno le montagne più alte, sono quelli del Tessa, sono quelli della Pala Bianca, sono quelli delle Vegette di Ries, sono quelli delle Torri del Maiole, sono quelli che aspettano e già hanno iniziato a lavorare per poter avere l'onore di ospitare nel 2028 una nuova adunata nazionale. Sono grandi, sono gli alpini che hanno festeggiato un paio di mesi fa i 100 anni del gruppo di Merano, sono quelli che da Salorno a Vicenza sono arrivati a piedi con 1500 metri di dislivello e 137 chilometri, fatti al passo alpino con nel cuore 33 e la verdissima regione delle Alpi che ci appartiene. E dopo gli amici di Bolzano, dopo le Alpiniadi di San Candido, abbiamo Trento, la sezione di Trento con le sue 19 zone, i suoi 259 gruppi e 22.267 soci alpini e aggregati. Memorie che porti nel cuore sconfitte e vittorie, impavido, veglia al valico alpino o gemma dell'Alpe o amato Trentino. 19 zone, abbiamo detto oltre 250 gruppi, oltre 22.000 soci, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Valla Rendena, Val di Fassa, San Martino di Castrozza, Passorolle, Primiero, Vanoi, la Paganella, la Piana Rotagliana, Valsugana, Lagorai, le Valle dei Mocheli, l'Alpe Cimbra, Volgaria e la Varone, Luserna e Vigorana, e Trento,
la 60ª salita al Monte Adamello e ancora il 41esimo raduno al Contrin, quest'anno reso ancora più speciale dalla partecipazione dell'Abaro nazionale della nostra associazione. La pace non è un sogno, la pace non è un sogno, ce lo raccontano gli alpini trentini e il Dio del Dio. Questa pace, questi uomini chiedono una cosa sola, Silvano Buffa, Mario Passi, Ferruccio Stefinelli, fondatore di questa sezione pluridecorato, grande ambasciatore d'Italia e del Trentino in tutto l'Oriente del mondo. Alle acque del Sesto Alpini, che le penne insanguinarono su tutte le cime, a prova di ferro, tormenta, valanghe per il più libero volo. Frasi importanti che toccano il cuore, spiegano la storia del motorone del territorio vivo e vitale del territorio di Verona. Verona, la sua Ferrara, Verona, il suo orgoglio alpino, Verona con i suoi gruppi, Verona con i suoi soci, 13.256 soci attivi, per parlare di 30 km quadrati del territorio afferente a questa sezione. Stanno costruendo della sezione
navale alpini, introducono la seconda macrozona, quella del battaglione alpini Verona, del Passo Veronese, di Isola della Scala, della zona di Mincio. E ci dicono che la memoria è la memoria e la speranza di pace che noi alpini abbiamo nel cuore. Se la giornata di Vicenza ci parlava del sogno di pace degli alpini, la presenza di questi striscioni ribadisce ancora una volta l'impegno degli alpini per la costruzione di un futuro di pace concreta, non fatta a parole, ma costituita da fatti reali, tangibili, efficaci, che vanno a ben definire la vitalità e l'operatività di questi gruppi e di questa sezione. Si tratta di una sezione numerosa, ricca di soci ma anche ricca di iniziative, come ad esempio quelle corali dedicate all'espressione del patrimonio orale attraverso il canto. Abbiamo i cori della sezione, il coro Anna Ghironi, il coro Anna Vicenda Baita, il coro Anna Bacchi Grandi, il coro Anna Coste Bianche, San Maurizio, La Pleara, Monte Galetto, Tremonti, La Parete. Si tratta di una sezione attiva e avanza intanto l'altra macrozona, quella del battaglione alpini Val d'Adige, con il suo striscione di accompagnamento, e dice che cosa ci divide? Nulla. Che cosa ci lega? Tutto, la nostra passione, la realtà, la sincerità. Parole semplici, parole che però vanno a toccare il nostro cuore, che parlano alla nostra realtà, al nostro essere alpini e al nostro coscienza. E ci dicono ancora che il senso del dovere e il rispetto che gli alpini hanno verso il prossimo sono questi i veri valori per costruire un futuro di pace. Ancora una volta cerchiamo di testimoniare attraverso le parole semplici di questi striscioni quella che è una grande realtà, che non dovrebbe essere una realtà da fenomeno. Oggi qualcuno pensa che tutte queste parole, questi motti, questo senso di appartenenza sia qualcosa di fenomenale. No, non c'è il fenomeno, gli alpini non sono un fenomeno, gli alpini sono una realtà semplice e vera, sono gli amici della porta accanto, sono l'anziano, sono il giovane, sono l'artigiano, sono il piccolo imprenditore, sono l'operaio, sono lo studente. Vorremmo sempre di più che fossero i nostri studenti, coloro che cominciano a riapprezzare, a riassaporare le parole che da sempre gli alpini hanno pronunciato e cercano. E non esiste l'impossibile neppure per gli alpini veronesi. Guardate quanti sono, quanta gente, quanti uomini con il cappello hanno raggiunto oggi Bibione. Macrozona, battaglione alpini Montebaldo, il Baldo, l'Alto Garda, il Basso Lago, cerca di recuperare costantemente e di portare all'attenzione di una comunità che troppo spesso ha dimenticato le vicende storiche di Grecia, di Albania, del fronte francese, ha dimenticato il Nord Africa, ha dimenticato le nostre guerre coloniali. Aquile del Sesto Alpini che con le penne insanguinarono su tutte le cime a prova di ferro, tormenta, valanga per il loro più libero volo.
e con la sezione di Verona non può mancare la presenza e la partecipazione di una delle nostre eccellenze, di quei ragazzi che dagli anni 60 costituivano i plotoni di brigata degli alpini paracadutisti, diventavano poi compagnia alpini paracadutisti, si trasformavano in battaglione, diventavano reggimento e oggi con il loro brevetto Rangers rappresentano una delle punte di diamante delle nostre forze armate. Bene arrivati, Maestra! Il vostro grido di battaglia, 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, Maestra! E tra il gesto d'ardimento e la tradizionale goliardia delle truppe ardite che riassume la storia, l'ardimento, l'orgoglio delle truppe paracadutiste, Maestra! Paracadute del buono e del bello è una delle prerogative di questa sezione che ha visto i battaglioni Monte Pasubio, il battaglione Monte Berico sacrificarsi sulla balza di quelle montagne, di quei luoghi della Vanarsa, di quei luoghi tanto cari alla storia d'Italia. Della forte presenza e della forte coesione in una terra che per prima si è inventata una collaborazione stretta tra le pubbliche amministrazioni e la realtà alpina. Correvano gli anni 90 quando un generoso presidente della sezione di Valdagno, lavorando con intelligenza e spirito di abnegazione, costruiva la prima convenzione tra la protezione civile alpina e le realtà comunali della valle. Erano momenti di esaltazione, di grande fermento, e quel fermento gli alpini, scarpe grosse e cervello fino, lo mettevano a disposizione della loro terra e dei loro paesi. Guardateli orgogliosi nei colori sezionali, orgogliosi e consapevoli di una bella 95esima adunata nazionale, orgogliosi e consapevoli delle tante realtà e dei tanti fili di solidarietà costruiti nella loro lunga storia. Evviva, meritano l'applauso! Questa è gente tra vecchi e boccia, tra cappelli più o meno spifferati, tra amiche e amici degli alpini che meritano tutta la nostra attenzione e il nostro applauso. Un'attività fondamentale
17.000 soci. Vicenza che rappresenta un territorio, Vicenza che ci parla di Monteverico,
ne pensano e 100 ne fanno. Dategli il like, questi sono un terremoto. Dite che vadano, pronti a partire. Dite che organizzino, avanti sempre. Immancabile lo spessore che inneggia ai soldati del Grappa. E Bassano si caratterizza per il suo centro storico di straordinaria bellezza, per i suoi palazzi, per le sue vie, per il suo ponte storico chiamato il Ponte degli Alpini, quello ce ne vogliano, anzi è un modo per ricordarci quelle che sono state le nostre giornate in raia, è un modo per ricordare quella vita dura che ci ha fatto scrivere su del territorio, in difesa dei valori associativi, una sezione di oltre 2900 soci, una sezione divisa in 40 cittadini che conoscono l'importanza e l'efficacia del gruppo alpini nel loro territorio e che portano molti sindaci a dire cosa faremmo noi se non ci fossero gli alpini. Ebbene, questa è una domanda, poniamocela: cosa faremmo se non ci fossero gli alpini? Cultura è la trasmissione dei valori attraverso le molte iniziative dedicate alle scuole, attraverso il centro studi attivissimo, oltre 80 studi scolastici. Che trasmette a chi sa esaminarlo con attenzione e con rispetto l'effetto della Madonna. Un messaggio che ci parla di un impegno che attraversando il tempo si lega indissolubilmente e prepotentemente alle radici del nostro Stato. siamo a Bibione, voto zero, e allora cerchiamo di salire ideali dei vecchi carichi di saggezza. Chi va per mare, chi va per montagna conosce il valore del silenzio, e il silenzio delle portatrici di Amorim che oggi ispirano a testimoniare dello spirito di abnegazione di questa forte gente di montagna è qua davanti a voi, arrivati da ogni nome di quelle magnifiche montagne. Orgogliosi della loro divisa rosso fiammante, a ricordarci il sangue sgorgato che ha bagnato quelle balze, quelle montagne, luogo di sacrifici inenarrabili, oggi luogo di amene passeggiate
suggestione lo è anche l'Alta Marca Trevigiana, e l'Alta Marca Trevigiana non può che presentarsi a noi con la dolcezza, la bellezza, l'armonia di quelle colline straordinarie che sono diventate patrimonio dell'umanità. Recentemente, dal 2019, sono diventate un luogo eletto per l'intera comunità mondiale. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, terra eletta, Valdobbiadene, luogo di incanto, le sue colline dormienti sotto le propagini dell'Endymione Santo, sotto quei clivi, sotto quei prati, sotto quella montagna scarna, ma che regala una vista magnifica verso il nord, verso le nostre vette dolomitiche, i monti del sole, e verso il piano, verso il Montello, verso Venezia, verso la laguna, con il vessillo sezionale, i sindaci alpini, i sindaci delle nostre comunità, le fiamme dei gruppi scordate dai loro capogruppo. È una grande, vivace, seria realtà, una realtà che lavora, una realtà che ama, una realtà che condividisce giorno dopo giorno la bellezza di un patrimonio mondiale. Il famoso corpo bandistico di Morgiano della Battaglia, per tutti. Le armi per la pace sono il impegno, sono il volontariato, sono ma siamo tanto altro ancora. Siamo la salvaguardia di un territorio vero, genuino, santificato dalla partita e dal lavoro dell'uomo. E Marionette, la famosa mula che non si perde una tunata, non si perde un triveneto, piano piano, passo dopo passo, partendo da Parra del Solito, arriva ovunque. Grande la sezione di Valdobbiadene che apre l'inizio e l'incedere ispirata delle sorelle Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso, la terra del Piave. Treviso, la terra degli ossari, il luogo dove c'è un'incredibile concentrazione di sacelli della memoria. Treviso, con il suo vessillo, le sue medaglie, con i suoi rappresentanti, con i ragazzi Qualcuno vorrebbe vederci rivolti, vorrebbe vederci degradati,
vorrebbe vederci diversi, ma noi della verticalità e dell'articità ne abbiamo fatto un simbolo. Siamo i detentori di una specialità che ci viene invidiata in tutto il mondo. Siamo la forza e l'orgoglio di una forza armata, oggi professionale, ma che negli alpini ritrova ancora la gente del paese, ricorda e ritrova ancora quello che la porta accanto. Il cuore degli alpini batte per la pace, lo abbiamo detto tante volte, ma batte per la pace perché le mani degli alpini sono callose, sono dure. Alzatele queste mani, alpini, alzatele, fate vedere i vostri calli, fate vedere come sono coronati. Sulle mani alpini di Treviso, alzate queste mani, fatele vedere, sono le mani di lavoro, sono le mani della famiglia, sono le mani e abbiamo delle nostre comunità. Credi che basta vivere onestamente, non far male a nessuno e dargli a tutti il suo, conservare la tua roba, pagare i tuoi diritti. Credi che basta lavorare con coscienza, non stare peso agli altri, aver buone maniere e pensare tutto il dì al fondo delle cose. Credi che basta sprofondare a poltrona, guardare fuori alla gente, stando sempre in due a far solo qualcosa. Quando Dio domanda, dite credi che basta nell'angoscia e altri non sentire la tua angoscia e vivere nel tuo mondo come un povero imbarcato. Dite credi che basta dirle su sta poesia? No, noi non lo crediamo e voi con il vostro duro lavoro siete la testimonianza che non basta la poesia serve, la poesia dolcisce, ma non basta, la pace si costruisce. Eccoli qua, forza, come il fiore. Sulle piazze, sanno cantare e dare memoria con i loro 7 cori settionali, sanno inneggiare alle glorie patrie ricordando i loro veci, sanno andare a bere l'ombretta, sanno concedersi il meritato riposo, sanno che quando però batte forte l'ora della storia è il momento di scendere da quella poltrona e cimentarsi, alzare le mani, alzare e rimboccarsi la giacca, le maniche della camicia, sanno che stanno su, stanno alte, perché quando si lavora e si fatica c'è tanto orgoglio e c'è tanto piacere. Eccoli qua, Bibione è un tiro di schioppo da Treviso, Bibione foce del tagliamento, Jesolo foce del Piave, eccoli qua uniti insieme a
testimoniare questa quota, questa visione a pelo d'acqua dell'orizzonte straordinario che ci aspetta. Famiglia Alpina, il titolo del giornale sezionale, e che cosa se non la grande famiglia alpina sono questi bellissimi alpini trevigiani, numerosissimi, oltre 10.000, tanti, forti, gruppi che vanno dalla bassa fino alle propaggini del Monte Tomba, gruppi che sentono, che amano, che scrivono, che hanno costruito ormai da 30 anni il premio Parole attorno al fuoco, che hanno realizzato una pièce teatrale dedicata al fronte russo, dedicata a Giulio Tedeschi, che hanno costruito un mondo di pace, solidarietà, di presenza fattiva, di immancabile cultura trevigiana, la famosa cultura che andare per Ossari non paga biglietto, andare per Ossari, da Cimagrappa ad arrivare a Nervesa e poi da Nervesa giù, lunghi verso il Piave, giù verso Macerata, giù verso i luoghi delle battaglie, Fagarè della battaglia, Nervesa della battaglia e ancora le bandiere a simboleggiare i 152 anni del Corpo degli Alpini. Evviva Treviso, evviva questa bella, forte, coesa comunità nazionale! Lo schieramento di Treviso, esaurendosi con le bandiere che orgogliosamente vengono portate dai suoi soci, lascia ora spazio ad una nuova sezione che si affaccia su Piazza della Fontana. Abbiamo in arrivo la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. Vittorio Veneto, custode delle bandiere, Vittorio Veneto con il suo consiglio di presidenza, Vittorio Veneto che si fregia dello striscione che dice città della vittoria. E Vittorio Veneto avanza portando al seguito anche uno striscione che ci parla dell'Associazione Nazionale Alpini che, unita sempre al ruolo e al valore delle medaglie d'oro di chi ne ha onorato le gesta, si lega indissolubilmente ad Alessandro Tandura, a Luigino Tandura, a Pagliarin, a Bortolotto, sempre presenti, perché la memoria non è un esercizio vano, è un esercizio che va coltivato nel tempo. La memoria è un esercizio importante perché se la storia è maestra di vita, talvolta l'uomo è un allievo un po' indisciplinato. E allora ecco le penne nere che con il loro impegno, con il loro efficace ruolo all'interno delle nostre comunità, sanno ricordarci l'importanza dei valori che portano avanti, come ce lo ricordano le bandiere dei combattenti eretici e come ce lo ricordano anche gli striscioni che ci dicono che gli alpini sono donne e uomini di pace, sogno che è realtà, perché gli alpini sono dei sognatori con le mani sporche di lavoro, impegnate in crisi di solidarietà, efficacemente calate nel reale. Non sono delle persone che parlano di concetti alti, lontani, slegati dal reale, ma ci parlano di un impegno attento e solidale per le nostre comunità. E le penne nere di Vittorio Veneto avanzano, accompagnato dal suono delle fanfare che aiutano a tenere cadenzato il passo dinanzi alla tribuna delle comunità, dinanzi all'abano dell'associazione nazionale alpini, dinanzi ai molti presenti che oggi hanno essere qui. Ci parla
materiale importantissimo della nostra associazione. Testimoniano i coristi, i direttori, i maestri che si prodigano costantemente nelle prove, spesso anche impegnative, più giorni a settimana, per riuscire ad acquisire dimestichezza ed efficacia nel repertorio loro affidato. Il dovere le cime, dovere un impegno che ci lega ai valori che sono stati appresi durante il servizio militare, le cime, gli obiettivi da raggiungere, siano essi materiali con il nostro ascendere e salire in montagna, siano essi immateriali con gli obiettivi da raggiungere quotidianamente. Gli alpini si prodigano per farlo, perché sanno che ogni obiettivo raggiunto è un pezzo d'Italia migliore che viene donato, e con la loro attenzione, con il loro impegno, questa attività incessante e costante trova applicazione concreta e realizzazione ogni giorno nell'attività e nella vita di ogni gruppo alpino. E come alpini di Vittorio Veneto un bandierone tricolore che ci rinnova il vincolo con i nostri valori identitari, che ci parla dei nostri colori che identificano il sacrificio, l'impegno e la speranza della nostra associazione. E con la sezione di Vittorio Veneto sempre presente il reparto Salmeria. Il reparto Salmeria rappresenta una testimonianza vivente della nostra storia e tradizione. Si tratta di un museo deambulante che ci parla del grande ruolo del mulo come animale forse cocciuto, ce lo dimostra il mulo in sfilata, ma sicuramente efficace e sempre fedele alle attività che gli alpini svolgono nel corso delle loro esperienze militari. Oggi l'alpino non dispone più della presenza, trasportano casse di munizioni, ma trasportano soprattutto i nostri valori antichi e tradizionali. Di fatica e di mestieri, dai libertosi campi, dal mare e dal lago, dalla vicinanza dell'ora più fredda e della gioia per il sole che torna, dal sopra il conte, sul palpito, al grande, con la grande dignità portatrici naturalmente, con i sindaci alpini, con la testimonianza di tutti le valli che costituiscono quella grande, incredibile realtà di spirito, di sacrificio e di applicazione. La sezione di Gemona. La sezione di Gemona, quanti ricordi, quanta pensione, quanti momenti, quanta memoria storica celebrata ogni anno con la raduno del battaglione alpini Gemona o con il raduno del battaglione alpini col mezzo, gente dura, gente dell'ottavo, gente forte, che
sul Molo Audace, là la Risiera, là a Bassolizza, là in ogni angolo di questa terra, là in Posandra, là in ogni palazzo c'è la storia d'Italia, ci sono i nostri errementi, ci sono i nostri Giuliano D'Agati. E dopo Trieste avanza Gorizia, Gorizia testimone di un territorio segnato da 12 battaglie, testimone di un amor di patria importante che raggiunge ancora oggi i nostri giorni con 1500 soci e 15 gruppi attivi sul territorio. Una sezione che ha raggiunto il suo centenario di fondazione, una sezione che ci parla di una località segnata dalle vicende della guerra e che ospiterà il raduno delle fanfare militari. Una città ospitale e viva che oggi sfida tra le vie di milioni. Spunta l'alba del 16 giugno e oggi è proprio il 16 giugno, il terzo Alpini è sulla via, Montenero a conquistare. Davanti a voi la sezione di Cividale. Cividale, la grande Cividale, la Cividale che commemora, la Cividale del Navison, la Cividale di quelle valli straordinarie, di quelle valli di confine, di quel ponte del Diavolo che ci ricorda come la città ducale sia imperituramente legata alla storia del suo battaglione, alla Ciasù di Riveldon, alla storia di quegli alpini indomiti che hanno costruito la fama di una sezione vivace, di una sezione prodida, di una sezione ricca di spunti e di eroismo. È proprio il gruppo di Pieve di Soligo che oggi ha da servizio d'ordine e che ci ricorda come quel simbolo nuovo stia a significare la continuità di una storia. 100 anni per la sezione di Conegliano, 100 anni per questo vessillo adornato delle sue 4 medaglie d'oro, accompagnato dal presidente del comitato che si occupa del centenario e dall'intero consiglio direttivo. Signore e signori, gentili ospiti, autorità, ecco a voi la sezione dei Conegliani. Avanti Conegliano, avanti la gloria e l'onore del terzo reggimento artiglieria da montagna, avanti i sindaci alpini, avanti questa schiera di volonterosi, questa schiera di bravi che dedicano all'esercizio della comunità il loro spirito, il loro tempo e i loro sacrifici. Avanti il capogruppo, avanti le fiamme orgogliose di rappresentare una storia di 29-30 gruppi di un'umanità variegata che si riconosce in oltre 5.000 soci, aggregati di amici, una forza e un orgoglio che ci conviene anche una volta le mani a Conegliano o se sciarpe o se rappresenta una sezione caparda e fiera che si costituisce di 40 gruppi sparsi su 17 comuni. Abbiamo un lavoro per proseguire la storia
tratta di un impegno che ha rappresentato un motivo di vanto per il territorio di Conegliano, un motivo di vanto che inorgoglisce le molte camicie a scacchi che ora stanno attraversando Piazza Santa Fontana, orgogliose della loro presenza. Benvenute a Bibbione, penne nere di Conegliano! Dove c'è la siepe? La siepe, anticipa quello del centenario. Denaro Conegliano o si scambia o si ok, adesso arriva Venezia, quest'anno. Ok, il passaggio della strega, perché sono loro che organizzano. Il passaggio della strega fanno una cerimonia, no? Questi sono i motti che contraddistinguono i nostri alpini. Questo è l'orgoglio della gente, dei nostri gruppi, di quella terra meravigliosa che si riconosce il castello, si riconosce il motti, la terra dell'orgoglio. L'orgoglio alpino è testimoniato ancora una volta, guardate, centenario sezione alpini di Conegliano, raduno triveneto, terzo raggruppamento, 13, 14, 15 giugno 2025. Sarà davvero una grande occasione ancora una volta per parlare di storia, per parlare di cultura, per parlare di paesaggio. Lo stesso paesaggio che abbiamo trovato qua a Foce di Tagliamento, che ci ha regalato la sezione di Venezia. Dicono gli alpini quota zero, ma qua è quota zero, la quota dell'onore è da qua a stelle, e l'onore per gli alpini di Venezia oggi è tutto meritato, l'onore per loro, l'onore per la loro capacità, per la loro bravura, per lo spirito di abnegazione che li ha portati a realizzare un grande raduno di Veneto. Sono 6 le medaglie d'oro sul Messino sezionale, sono 6 le glorie che caratterizzano questa sezione, e con loro il sindaco di San Michele al Tagliamento. Grazie sindaco, grazie per dire grazie a tutti voi, a tutti i sindaci del territorio. Le fiamme dei gruppi non saranno numerosi, ma che sono capaci di opere egregie. Pensate solo alle commemorazioni che vengono svolte nel mese di ottobre, quando viene commemorata l'icona sacra della Madonna del Dono. Commemorazione tutta veneziana, tutta mestrina, legata a quell'icona recuperata da padre Poliziotto Crosara, che trovata in Pisma la fece curiosamente arrivare proprio a Venezia, Venezia che custodisce le spoglie dei martiri di Cefalonia, Venezia che custodisce la sede della città di Zara, Venezia che racconta nelle lapidi i suoi compieti, il sacrificio e la partecipazione della sua gente alla prima guerra mondiale, alla seconda e alla prima liberazione. Venezia grande, Venezia bella, Venezia sei sposa. Ci ha regalato oggi l'emozione di un raduno importante, dove il lavoro dei propri soci, silenzioso ed efficace, ha reso possibile questa giornata. A voi tutti va il merito di quanto avete costituito e realizzato. Ora ricordiamo che questa ultima sezione a rappresentare la sezione di Venezia è quella formata da quegli alpini che da anni raggiungono i luoghi radunati a piedi, e lo scorso anno si sono resi protagonisti di un itinerario della Foce a Castello, che ha costituito il fulcro della partecipazione della gente della destra e della sinistra a Tagliamento al
all'Unisco per la solidarietà hanno percorso il viaggio da qua a Udine. Il tutto si svolge al cospetto del labaro dell'Associazione Nazionale Alpini. È il momento della commemorazione ufficiale di questo raduno, il terzo raggruppamento. Prende la parola il sindaco della città di Bibione di San Michele a Tagliamento. Grazie a tutti, la nostra amministrazione e tutta la nostra comunità di San Michele a Tagliamento e di Bibione ringraziano tutte le compagini degli alpini che hanno onorato con la loro presenza questo lembo di territorio veneto, gravemente colpito nel corso della seconda guerra mondiale e riconosciuto con una medaglia d'oro civile. La scelta di Bibione onora la memoria di questo nostro comune e la presenza degli amici alpini e dei turisti oggi è stata una manifestazione di grande vicinanza. Dopo aver ospitato l'anno scorso, mentre eravate diretti al raduno nazionale di Udine, è per noi un nuovo grande onore potervi e avervi ricevuto qui oggi nel raduno triveneto. Ringrazio in particolare il gruppo Alpini di San Michele a Tagliamento e l'Associazione Nazionale di Venezia, che hanno fortemente desiderato questa iniziativa e che si sono spesi per la riuscita. In particolare ringrazio Maurizio Favro e Franco Munarini per la dedizione che hanno prestato. Ma ringrazio altresì il Presidente e Governatore Zaia che ci ha onorato con la sua presenza oggi. Ringrazio soprattutto tutti i sindaci presenti oggi e anche i Presidenti di provincia, in particolare Luigi Brugnaro che ci ha onorato con la sua presenza ed è rimasto qui per tutta la cerimonia. Saluti e ringraziamenti all'Associazione d'Arma con motetistiche e presenti con i labari. Ringrazio anche gli uffici comunali e tutti i soggetti della località, gli albergatori, i commercianti e le associazioni, che hanno scelto di rispondere con entusiasmo alla chiamata degli alpini, mettendo a disposizione le proprie competenze e collaborando attivamente affinché il raduno divenisse realtà. Il corpo degli alpini rappresenta da sempre il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, l'amore e la solidarietà verso il prossimo, la tenacia e il coraggio in ogni circostanza. Gli alpini sono il portavoce di valori di lealtà, responsabilità, cooperazione e spirito di gruppo. Un patrimonio che va tutelato e tramandato di generazione in generazione, con iniziative come questa, che non sono solo una grande festa, ma che diventano anche e soprattutto un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia! Ringraziamo il Sindaco e prende ora la parola il Presidente della sezione Alpini di Venezia. A nome della sezione di Venezia, non sarà il momento, sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Corneliano questo testimone di impegno, la stecca, al termine di questa sfilata che ha visto una nutrita presenza di tutte le sezioni del nostro raggruppamento. Per noi alpini veneziani è stato un impegno al limite delle nostre forze, che spero sia riuscito bene. Senz'altro è stata una bella esperienza di coinvolgimento con tante forze della nostra associazione, a cominciare dalla nostra associazione e dal Comune di San Michele, i vicini gruppi del Basso Tagliamento, il coordinamento dei centri studi, gli FMS e i ragazzi dei campi studi. Grazie sincero e affettuoso alle sezioni Cadore, Carnica, Gemona, Pordenone e Udine, che con circa 150 partecipanti hanno portato a termine la simbolica discesa del tagliamento, alle quali abbiamo dato
tanta importanza e che ha risvegliato in noi un sentimento di fratellanza che avevamo un po' dimenticato. Grazie a tutti gli speaker, dagli speaker ai collaboratori di Ana Servizi, il consigliere nazionale Boemo, grazie a tutti per la pazienza che hanno portato verso di noi poco esperti. Grazie agli alpini della sezione di Venezia e del gruppo di San Michele Tagliamenti, che spero mi permettano di dedicare questi nostri sforzi a Giorgio Bravin, che cominciò con noi questa nostra avventura e non è arrivato al termine. Tanti auguri, sezione di Conegliano. E ora il momento del passaggio della stecca tra il presidente della sezione alpini di Venezia Romarini e il presidente della sezione alpini di Conegliano Otteoni. Dopo le foto di rito che solennizzano questo momento, viene ora data la parola al sindaco di Conegliano Fabio Chiesi. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto particolare al sindaco di San Michele del Tagliamento, grazie Bibione per aver organizzato questa splendida raduno del Triveneto. E Conegliano è fiera e orgogliosa della città alpina di ospitarvi e vedervi tutti assieme nel 2025. Speriamo di fare bene come avete fatto voi, ma sono sicuro, siamo già al lavoro da molto tempo. Ringrazio la sezione di Conegliano per aver voluto fortemente il Triveneto Conegliano e devo dire che sarà un onore, un piacere per noi ospitarvi tutti nelle meravigliose colline di Conegliano Valdobiano, nel patrimonio dell'UNESCO, e non mi resta che dirvi grazie ancora per quello che avete fatto e ringraziare gli alpini che in una società contemporanea come la nostra riescono ancora ad ingranare quei valori, quella tradizione che noi amiamo tanto e che la porteremo insieme a voi per le strade di Conegliano il prossimo anno, perché riteniamo che quei valori, quella tradizione sia il fondamento non solo dell'Italia che è stata, non solo dell'Italia che c'è oggi, ma siamo sicuri, perché lo vogliamo con cuore, che siano il fondamento dell'Italia di domani. Grazie e buona giornata a tutti. Ora la parola il presidente della sezione alpini di Conegliano, Francesco Otteoni. Signore autorità, signor Presidente Alpini, ricevo oggi questa stecca con trepidazione e orgoglio, un passaggio che ci onora ma ci impegna me, tutti i soci della nostra sezione, per celebrare in modo alto e degno e portare avanti i valori ai quali noi siamo attaccati. I valori sono la patria, la pace, il spirito di corpo e la giustizia. Conegliano, città alpina, culla del 7° e del 6° reggimento alpini e del 3° reggimento artiglieria da montagna, siamo onorati di questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro 3° raggruppamento? Pertanto sentitevi subito tutti bene invitati a Conegliano. Un grazie e un plauso alla sezione di Venezia, qui con il presidente Franco, e la città di Bibbione. E viva gli alpini e viva la sezione di Conegliano! Viene ora passato il microfono per l'intervento di saluto al Presidente della Regione Veneto, Dottor Luca Zaia. Grazie. Piuttosto che farlo a me questo applauso, glielo vogliamo fare agli alpini per l'organizzazione e perché quando c'è un alpino c'è un presidio di legalità e di solidarietà. Ringrazio il Presidente Favero perché comunque ha sempre, possiamo dirlo, un occhio di attenzione nei confronti del Veneto.
Poi chiudiamo bene quest'anno, questo 2024, per questo raduno interregionale qui a San Michele al Tagliamento a Bibbione. Saluto il sindaco, saluto il presidente della sezione di Venezia e del gruppo di San Michele al Tagliamento, ma anche, ricordiamoci, la Dunata degli Alpini di Vicenza. Vi è piaciuta, no? Allora guardate, io ho già chiuso, però voglio dirvi, intanto siamo onorati, e saluto il sindaco Chies e il presidente Botteon della sezione di Conegliano, perché torna il raduno interregionale. Dopo quanti anni? Dopo 10 anni. E dall'altro voglio anche dirvi, lasciarvi questo messaggio, l'ho detto anche, ne ho parlato alla Dunata di Vicenza, questa è la sfilata per la pace. Non dimentichiamoci che nel mondo ci sono 60 conflitti, 60 focolai di guerra. Non c'è solo il Medio Oriente, che è un grande problema dell'umanità, non c'è solo l'Ucraina, ma ce ne sono altri 58 nei quali persone innocenti muoiono in qualsiasi istante della giornata. Allora Hemingway, che è stato un grande scrittore che ha conosciuto queste zone nella prima guerra mondiale, diceva che la guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Gli alpini sono i nostri uomini migliori. Grazie alpini, grazie. Saluto finale il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, ingegner Sebastiano Favero. Grazie, la parola che mi sento di dire in prima di tutto è proprio grazie. Grazie a Franco, grazie all'Associazione di Venezia, grazie al sindaco e alla città di San Michele al Tagliamento. Grazie di cuore, perché anche oggi abbiamo vissuto quello spirito che noi chiamiamo spirito di alpinità che c'è dentro di noi. L'abbiamo portato anche qui, a quota zero, caro Franco, e lo abbiamo portato e siamo venuti veramente volentieri, e abbiamo anche sofferto volentieri un po' di caldo oggi, perché ci voleva e ci vuole, però nello stesso tempo abbiamo portato avanti con orgoglio l'istituzione. Ha ricordato il Presidente della Regione Luca Zaia, che ringrazio di essere qui con noi, ce l'ha ricordato, la nostra ferrea e determinata volontà di pace. Perché guardate che gli alpini sono uomini di pace, perché la costruiscono giorno per giorno, anche con queste iniziative, perché qui ci si trova, si sta insieme, si condivide, è l'elemento fondamentale per costruire concretamente qualcosa di positivo. E dall'altro lato, lo sapete tutti, quando c'è bisogno noi siamo presenti. Allora chiudo con un augurio alla sezione di Conegliano, il suo presidente Botteon, il sindaco della città di Conegliano, che poi ha dentro di sé il cuore alpino, perché suo padre è un grande alpino, e quindi siamo sicuri che anche il prossimo anno sarà un grande raduno del Triveneto. Viva gli alpini, viva l'Italia! Scolmato dal Presidente nazionale e dal colonnello Rivi dell'8° Reggimento Alpini, unitamente ai messili della sezione di Venezia e della sezione di Conegliano, lascia l'area della cerimonia. Si spengono i riflettori su questo raduno degli alpini della Friuli, della Venezia Giulia, del Veneto e delle province di Trento e di Bolzano, con i sindaci, con la grande partecipazione alpina che ha caratterizzato questa giornata, con un'affluenza davvero importante e significativa, con l'orgoglio di essere alpini dai monti